Altopiano di Asiago, ieri l'ultima segnalazione. 4 lupi hanno accompagnato, diciamo così, una coppia in passeggiata nel bosco. I lupi tengono ancora sotto scacco i malgari e i frequentatori dell'altopiano, ma tengono sotto scacco soprattutto l'assessore Giuseppe Pan. Ora è intervenuta anche la lista Moretti presidente con il consigliere Cristina Guarda. Basta confusione, basta ritardi. Chiediamo dati reali e chiari, visto che l'assessore ci aveva promesso che entro fine luglio ci sarebbe stata l'attuazione di tutti i sistemi di prevenzione. Recinzioni comprese. Buona parte dovevano essere consegnate già nel 2016. Entro luglio 2017 sarebbero dovuti arrivare 180 recinti elettrificati tra Lessinia, Asiago e Belluno. Così scriveva l'assessore Pani in una nota al Consiglio regionale in occasione della votazione contro il progetto Wolf Alps, che di fatto diceva no anche ai soldi stanziati dall'Europa per mitigare i danni del lupo. Dovranno poi spiegare in che maniera prevedono finanziare queste azioni, visto che sono proprio loro ad aver proposto alla Giunta regionale la recessione del progetto Wolf-Alps, rinunciando così agli importanti finanziamenti dell'Unione Europea. Veneto ritardatario, confuso nei messaggi, ma il tempo stringe, si mettano da parte demagogia, allarmismi e si agisca. Non c'è tempo da perdere perché è dal 2015 che in Consiglio regionale denunciavamo l'urgenza di proseguire in quarta nell'attuazione di tutti i passaggi previsti dal progetto Wolf-Alps.